I podcast di LCN Sport. Buongiorno amici di Diario 1912, la Calciolecco dei Bay Day. Oggi è sabato 6 giugno 2026. Allora, oggi a Lecco è un giorno come sempre particolare. Il primo sabato di giugno non è calcistico, o meglio. Nel 2023 è stato anche calcistico, di attesa, particolare attesa, ma da tradizione ormai da tanti anni è il sabato della Rese Cup. Ma noi qua chiaramente trattiamo di calcio, della nostra Calciolecco 1912, quindi cerchiamo di dare qualche spunto di riflessione, perché più di questo, come dicevo anche ieri, effettivamente nell'ultimo periodo, negli ultimi 10 se non più giorni, è anche difficile fare. Ieri abbiamo dato una notizia un pochino più estesa, ed è una notizia che amplia, approfondisce l'accordo tra Limonta e la Calciolecco 1912 per la realizzazione del campo in erba sintetica. E ci torniamo in realtà perché soprattutto c'è un dettaglio importante che, a mio modo di vedere, vale la pena trattare. L'accordo che è stato sottoscritto ieri, adesso vi vado anche a recuperare il comunicato ufficiale e poi vi spiego anche quali saranno le fasi di lavorazione, prevede infatti una partnership che vedrà la società di Via Don Pozzi versare un corrispettivo evidentemente importante, nell'ordine di qualche decina di migliaia di euro, ovviamente a superare penso almeno le 200-300.000 euro. Da quello che capisco io superiamo il 300.000 euro cash. Ma al di là di questo, una parte del lavoro verrà poi riconosciuta a livello di sponsorships, e non è neanche un dettaglio, perché così facendo comunque la società bluceleste va ad affiancare al proprio brand un gruppo internazionale che tra l'altro è lecchese di nascita. Ne parlavamo proprio ieri, abbiamo citato Costa Masnaga ad esempio. Poi chiaro, la realtà, continuando a espandersi, ha un po' trasferito il proprio cuore, proprio testa altrove, ma le radici rimangono lecchesi. Andando poi appunto a ragionare e ad approfondire i dettagli di questo accordo, ecco che è emerso come questa partnership avrà, oltre alla parte cash, una parte di sponsorizzazione, quindi 400.000 euro circa. Si parlava di questa cifra di accordo totale, inferiore ai 400.000 euro. Poi vedremo se avremo mai la cifra dettagliata, se dovremo aspettare il bilancio verso fine 2026. In quel caso vi sapremo dire qualcosa di più, e lo prendiamo tutti gli anni, lo scarichiamo tutti gli anni e lo leggiamo. Ma appunto questo accordo poi permetterà in breve tempo, perché comunque non c'è tantissimo spazio di manovra a livello temporale, di completare il lavoro di fatto riqualificazione, che comunque si va a sostituire il cuore dello stadio, il campo, quello dove tutti guardano, non solo il sabato, non solo la domenica, ma ogni singolo giorno quando ci si allena. Tecnologia, chiaramente filo in erba sintetica di ultima generazione con sottotappeto prestazionale. Abbiamo parlato di come il problema del drenaggio dell'acqua, non tanto dello scarico, proprio del drenaggio dell'acqua, sia stato generato da questa formazione di un terreno calcaroso di 3 centimetri che deve essere rimosso. Poi questo sottotappeto verrà invece fatto di 6 centimetri, quindi si cambia
proprio anche paradigma. Non si va semplicemente a tolgo un tappeto e ne metto un altro per semplice usura, ma si va a fare un intervento anche strutturale, e quindi poi vedremo quale sarà l'evoluzione. Questo terreno è stato scelto in migliaia di occasioni in giro per il mondo. Mallimonte in generale ha lavorato a Madrid, a Monaco di Baviera, a Fiorentina, a Firenze, a Viola Park, quindi appena fuori Firenze, bagno a Ripoli, a Bergamo per la New Balance Arena, e con il Milan ha un legame di lungo corso. Non saprei il Milan più o meno cosa stia facendo in generale, quindi comunque con la proprietà Berlusconi sicuramente era stato portato avanti questo discorso di rapporto. Ecco, questo sistema è stato scelto già nel tempo a Milanello, a Zingonia e a Torino per i centri sport, perché anche lì comunque ci sono delle parti in erba sintetica. Almeno 10 anni di vita stimata, serve manutenzione, se no si butta tutto a mare. 8 fasi di lavorazione. Da lunedì inizia la predisposizione del cantiere, poi si rimuove l'attuale manto e la sabbia, si puliscono le tubazioni, i pozzetti, quindi anche manutenzione ordinaria, posa dello strato di sabbia e preparazione del fondo. Fase 4 si posa il sottotappeto con il manto, allineamento e srotolamento, si fa la segnaletica con nuove porte, nuove reti bianche, quest'anno abbiamo giocato col tricolore, posa dell'intaso, controllo e rifinitura, e quindi poi c'è la fase di omologazione del campo da parte dei tecnici e dei commissari, questione che si chiuderà entro l'avvio della prossima stagione. Quindi questo è il percorso. Come dicevamo ieri, si pensava che già questa settimana si potesse partire, cambierà poco, una questione di 4 giorni di differenza, 4-5 giorni di differenza rispetto a quello che pensavamo, cambia poco in realtà sul discorso finale. Vi porto adesso in Veneto, a Cittadella, anche qui per continuare a sviluppare un discorso che abbiamo già fatto proprio ieri. Tra l'altro ieri vi ho detto, alla fine vedo che in giro non si muove chissà che cosa, è ancora molto aperto il mercato degli allenatori, dei direttori sportivi. Detto che rimane vera questa affermazione, vedo che ieri mister Marco Turati è stato abbinato all'Empoli. Vi ripeto, Marco Turati in questi giorni, al di là del fatto che ha un profilo gradito, quindi non è un profilo che viene ritenuto non valido a Lecco per l'eventuale sostituzione di mister Valente, che rimane la priorità a livello di scelta. Turati resta un nome molto chiacchierato a livello di mercato, è sul taccuino del Lecco, viene sicuramente, come ho detto, tenuto in considerazione, ma viene anche un po' spinto perché comunque a Lecco ci sono dei legami evidentemente. Ieri è uscita questa notizia di un Empoli che sarebbe pronto a chiudere. Detto che tutto può essere, da quelle che erano state le mie verifiche personali, che non sono evidentemente certezza matematica, ma l'Empoli, qualora dovesse proseguire con l'attuale proprietà, dovrebbe puntare sì su un emergente, sì su qualcuno in arrivo dalla Serie C, ma Vinicius Spinal avrebbe comunque un discorso avviato già da un po' di tempo, da una decina di giorni. Quindi rimango abbastanza fiducioso rispetto a questo finale, ma non perché io debba fare il tifo per Turati a Lecco, ma fiducioso nel senso di avere l'informazione giusta, è una cosa puramente personale. Quindi Turati in questo momento è stato accostato al Catania, che tra l'altro non è lontana da Siracusa, è stato accostato a Lecco, che è la sua città natale, è stato accostato all'Empoli, dove potrebbe andare a allenare un ex compagno di squadra proprio vicino a lui, che Spinal ha giocato a Lecco, e quindi ci sia un po' di sponsorizzazione del nome. Detto che, ripeto, per me è un profilo che va seguito nel corso del tempo, perché comunque Siracusa ha fatto veramente bene, e in generale nell'ambiente
nell'ambiente calcio io ho raccolto delle buone referenze. Detto questo, un altro punto che volevo portarvi all'attenzione, che magari vi siete persi, è il mercato però si muove, non sono tutte immobili in attesa di vedere cosa succederà dal lunedì in avanti. Secondo me dal lunedì poi inizierà il valzer per tante, perché poi il tempo inizia anche un po' a stringere per tutti. Il Cittadella ieri ha fatto 4 colpi tutti insieme. Infatti dal 1 luglio verranno messi sotto contratto Michael Fabbro, ex della Virtus Verona, che alla fine ha solo 30 anni ma è in giro da veramente tanto tempo, un giocatore con mezzi assolutamente interessanti, anche non è mai riuscito a esprimersi fino in fondo. Drenka è un difensore, un ex Ternana, quindi si è svincolato causa fallimento, ha giocato al Chievo, alla Lazio, poi è andato a Teramo, Pro Patria, l'abbiamo incrociato, e Virtus Entella 24-25 quando ha fatto parte della squadra che ha vinto il campionato con mister Fabio Gallo. Conosciamo molto bene Mattia Sangalli, 2002, ex Inter, che proprio a Lecco ha iniziato la sua carriera da professionista con mister Foschi, giocando più o meno mai. In quel mai c'è dentro, anzi non in quel mai, in quel più o meno mai c'è dentro anche il primo gol tra i professionisti in Coppa Italia contro la Juventus Next Gen, unica gara giocata da titolare. E poi il Cittadella ha preso anche il centrale ex Virtus Verona classe 2003 Toffanin, nato a Vicenza, quindi un mercato anche abbastanza local, perché comunque Fabbro è di San Daniele del Friuli, Dreca è di Desenzano, Sangaglia è di Milano, è più lontano da Cittadella, e Toffanin è di Vicenza, quindi mi sembra che vuole un pochino replicare il modello che proprio il Vicenza ha portato sul campo con grande successo nel corso della passata stagione. Quindi alla fine il Lecco aspetterà ovviamente il fine settimana come tutte, non mi aspetto grandi cose durante queste giornate, ma poi c'è da capirne di più. L'Union Brescia, per dire, una potenziale contendente l'anno prossimo, fra 2 mesi, ha già deciso che Valerio Crespi sarà riscattato per €500.000, che tra l'altro potrebbe scattare a prescindere in caso di promozione in Serie B. Ma più in generale, per l'appunto, resta e resterà una punta di diamante della squadra allenata da mister Corini, evidentemente un giocatore estremamente forte per la categoria. Aspetti un debole già da quando l'ho visto 1 anno e mezzo fa con la maglia della Feralpisano a Lecco, e magari poi in estate ci sarà richiesta importante e verrà ceduto, non credo, però evidentemente penso siano molto felici, sarebbero molto felici di esercitare il riscatto obbligatorio in caso di promozione. Che vuol dire questo? Vuol dire che sì, ok, i direttori, il mercato degli allenatori, tutto quello che vogliamo, però anche sui giocatori è tempo di stringere. È tempo di stringere. Io spero, credo, anzi, che all'inizio della prossima settimana sulla situazione di Mister Valente avremo una novità. Una novità che potrebbe anche essere una non novità, perché se proseguisse il rapporto di lavoro non sarebbe di fatto una novità, ma avremmo la consapevolezza di proseguire su un percorso già iniziato, che, come ho già avuto modo di dire nei giorni scorsi, a mio modo di vedere presenterebbe delle criticità da gestire, perché comunque parliamo di un allenatore con una metodologia interessante, ma che comunque chiede tanto ai giocatori, e chiedere tanto ai giocatori vuol dire avere comunque anche un contraccolpo dal punto di vista del consumo di energie mentali. Un ragionamento che ho fatto proprio qualche giorno fa e che continuo a riproporre. Qualora invece mister Valente dovesse scegliere di andare altrove, banalmente di comunque non proseguire l'avventura Lecco, perché i contratti ci sono, ma i contratti si possono anche risolvere onestamente, e poi in quel caso sarebbe da capire con che modalità. Lecco non vuole esonerare, comunque non vuole, sembra che
potrebbe far passare il messaggio sbagliato. In Casalecco comunque non c'è la volontà di esonerare Mister Valente perché si ritiene scarso il lavoro fatto nella stagione 25-26, ma come ha detto il presidente Agnello Aliberti, qualora dovesse arrivare dal tecnico la richiesta di essere lasciato libero, verrebbe accettata. Quindi non c'è neanche la volontà di fare delle barricate. Le dichiarazioni vanno sempre interpretate, vanno sempre lette con determinate chiavi di lettura. La chiave di lettura che do io è questa qui: non ti esonererò mai, a meno che dovessi iniziare e fare molto male, quello però sarebbe un discorso successivo, ma qualora si rendesse necessaria da parte tua la richiesta di essere lasciato libero, io sono pronto a accettarla. Non è una dichiarazione legata al tu rimani qui a prescindere. Quindi io credo che quando arrivano questo tipo di condizioni, il passo più logico da fare possa essere quello del prendere strade diverse, stringendosi la mano, abbracciandosi, rimanendo in ottimi rapporti, ma forse il girone di ritorno è un po' complicato, diciamo così. Il rapporto che invece, per quanto erano stati i primi mesi, se non era idilliaco, ci andavamo anche abbastanza vicini. Questo per fare un'analisi e dire anche delle cose che sentite solo qui, se no tante volte sembra un po' tutto un gran bel mulino bianco, ma in realtà parliamo di professionisti, di persone che nei rispettivi lavori hanno fatto dei percorsi assolutamente interessanti, importanti, e che quindi hanno delle diverse specificità, diverse formazioni, diversi percorsi. Quindi che ogni tanto si arrivi a avere delle visioni diverse può essere assolutamente normale, e può essere assolutamente anche fisiologico cambiare strada, prendere delle strade diverse. Altrimenti non avremmo letto del Lucerna, non avremmo letto del Thun. Se escono queste voci, ragazzi, se pensate che le voci nascano perché a qualcuno così la mattina venga in mente di associare dalla Svizzera Valente a due squadre della prima divisione, la prima lega svizzera, guardate, non funziona così. Magari in Italia potrebbe anche essere che ci sia questo tipo di clientelarismo. Sul calcio svizzero sinceramente faccio fatica a credere. Quindi il mio pensiero è che in questa fase la valutazione del mercato per un trasferimento, un cambio di posto di lavoro sia un po' il piano A. Certo, il piano B non sarebbe male, penso, per Mister Valente, che comunque tornerebbe a portare avanti un lavoro assolutamente ben impostato, e questo non va mai dimenticato. E questa squadra comunque è stata ben allenata all'interno di un perimetro molto rigido, ma che nella sua rigidezza ci ha anche regalato dei momenti molto interessanti. Forse sul finale di stagione, con meno rigidezza, abbiamo visto qualcosa in più, e anche questa penso sia una lezione da tenersi stretti per il futuro. Buona giornata a tutti e forza Lecco sempre.